Cioè, ma capisci che qui c'è gente che si sveglia alle 4 del mattino, e mi richiede la canzone del referendum, per il sì al referendum. Io io sono veramente, veramente onorato di essere in onda da questi microfoni, perché ho degli ascoltatori attivi, gente, tu dici bacata, ma che, gente che ama la vita, gente appassionata, gente che dice: "Dai, ma dobbiamo incanalare le nostre forze, poche forze, soprattutto la mattina a quest'ora, per cercare di cambiare qualche cosa, mentre intorno a noi tutto crolla e ci sono guerre a non finire, noi crediamo ancora in qualche cosa." Buongiorno, buongiorno. Stavo guardando i WhatsApp. Sì, promesso, la canzoncina del referendum la invio a tutti coloro che mi scrivono al 340 6709 659. Chi ancora non l'avesse ricevuta, richiedetela qua, ve la spedisco direttamente sul cellulare e la fate girare a parenti, amici. È carinissima, ma soprattutto spiega i motivi per cui il 22-23 marzo bisogna votare sì al referendum sulla giustizia, che ormai ci guardiamo intorno e dici: ma appunto, Sammy Varin, qui crolla tutto e noi pensiamo al referendum sulla giustizia? Sì, perché non dobbiamo dimenticarci di casa nostra, dei nostri problemi. Lo so, davanti a una guerra che pare adesso arriva anche in Europa, sono tutte fregnacce. No, non sono fregnacce, ok? E cerchiamo di pensare alla nostra vita quotidiana, anzi, adesso vedrai cosa ti combino. Vedrai cosa ti combino. Guarda, tu, se hai scelto, tu, parlo con te, fa finta di niente, guarda di qua. Se hai scelto di venire a lavorare, anzi, mi alzo in piedi, adesso vengo lì, guarda. Se hai scelto di venire a lavorare in una radio così, devi pensare che non siamo uguali agli altri, non siamo Radio DJ, Radio Capital, che da domani cambieranno padrone. Noi non ci vuole nessuno, e c'è un buon motivo? Dimmelo, Simone, buongiorno. C'è un buon motivo. Ok, mi risiedo allora. Vedrai che cosa succede tra poco. Ma non me lo dico, però anche voi ascoltatori che avete scelto questa... Non potete pensare che non succeda niente ascoltando, dici, c'è un'altra bomba in Bellerio. Bomba o non bomba? Non scherzare, Sammy Varin. Sai, buongiorno. C'è Roberto Salis con la chitarrina, fammelo sentire, tiramelo su un po', fammi sentire Salis. Se sto zitto io, suona lui. Vai, Salis, vai. Io ve la faccio una mattina questa cosa, è uno scherzettino di Varino, la rassegna stampa tutta musicale. Ci state? Ditemi che vi piace questa cosa, lo so che vi piace, lo so, e d'altronde siete miei adepti. Ormai vi ho varinizzato, visto che la vanacizzazione è come il Covid, del resto, come la vaccinazione del Covid. Abbiamo visto che c'è stato qualche problemino in entrambi i casi, la varinizzazione invece funziona molto bene. Allora, l'avete memorizzato il numero di telefono? Parlo con i nuovi ascoltatori, quelli che dicono: ma questo chi è, che cosa vuole? Me lo sto chiedendo e quando ho delle risposte vi farò sapere. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659, solo WhatsApp, mi raccomando, per richiedere la canzone del referendum, per votare sì al referendum, perché stiamo perdendo, perché sta vincendo il no, perché l'affluenza promette di far cagare, ok? Posso essere chiaro? Magari qualcuno sta proprio facendo, vi aiuto, capito? Se non si va a votare, vincono quelli del no e ci pigliano per il culo per tutta una vita, ma soprattutto non cambia assolutamente nulla. I problemi con la giustizia rimarranno e c'è un bel parlare Bersani sulla stampa, mi pare quest'oggi, che dice: oh, però anche se vince il no bisogna darsi da fare. A Bersani, cosa facciamo? Cominciamo?
Ok, tenetevi forte perché Sammy Varin quest'oggi vuole incanalare la vostra arrabbiatura perché stiamo entrando in guerra. No, non è vero, ma no, non stiamo entrando in guerra, assolutamente. Lo sto leggendo, facci vedere Libero. Meloni dice non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, capito Varin? Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Ripetete con me anche a casa, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Bravi. Però sai quella sensazione che dico, cioè, quando lo senti dentro nel senso buono, per cui dici ma forse invece ci siamo in guerra? Bene, se avete anche voi questa sensazione, prendiamocela con chi in questo momento ci sta guadagnando, che non è Sammy Varin, che non è Simone in regia, che non siete voi che state fissando con occhio languido la vostra radiolina o il vostro telefonino dove c'è Sammy Varin che parla e pensando ma dove vuole arrivare questo? Dove vuole arrivare? Che sono le 7:37 oppure sono subito dopo le 8 di sera se mi seguite in replica. Ma perché Sammy Varin? Che cacchio vuoi? Sai dove ti porto? Allora, comincio a portarti, tanto per farti arrabbiare, sul Fatto Quotidiano, perché penso che abbia quel carisma dell'incazzatura mattutina che ci vuole, perché comunque a quest'ora se non c'è qualcosa che ti dia la forza di uscire di casa, fa ancora freschettino ma non si gela qui al nord, quindi si vede che sta arrivando la primavera. Il Fatto Quotidiano in centro pagina titola "Armiamoli e scappiamo" con il leader di Forza Italia e anche chiaramente il capo è un capo all'interno del governo importante, Tajani, insomma, che si occupa di un mestiere pesante come quello degli esteri. Armiamoli e scappiamo. Meloni in fuga, perché oltre a Tajani col ditino sembra un iraniano, c'è di fianco la Meloni invece, fotomontaggio, che se ne sta andando con una faccia mamma mia, meglio andarsene. Meloni in fuga, sta con gli aggressori ma lo fa dire a Crosetto e Tajani, ok? E chiaramente, insomma, quello che è successo ieri in Parlamento, non so se avete seguito qualcosa, se no non pensate che in questa rassegna stampa io mi fermi più di tanto, avremo i qui Parlamento e poi qualunque radio accendiate se ne parla, eccetera. E comunque c'è stato un esempio plastico della guerra, nel senso che la guerra c'è stata in Parlamento e io dico ma almeno in un momento del genere, che siamo tutti un po' nella possibile cacca, scusate se torno sull'argomento, ma so che è il momento giusto per molti di voi, e cioè non potremmo essere tutti coesi sul fatto di non sappiamo quello che succederà. Si sta attaccando l'Iran, anche l'Europa pare voglia dare una mano, ma l'Italia no, darà forse dei droni, qualcosa, ma non si farà la guerra, non c'è la guerra, ok? Ma in un momento del genere non è che anche in Parlamento si può essere un po' seri? Cioè bisogna stare lì col cartello contro la guerra, eccetera, eccetera, fare ste bestialate che insomma le facevamo noi della Lega 30 anni fa, con il Cappio e Leoni, cioè, capito? No, niente, bisogna fare sempre il teatrino. Va bene, armiamoli e scappiamo, comunque il titolo del Fatto Quotidiano, che giustamente ci deve un po' irritare, ma è giusto così. In taglio alto, tanto per arrabbiarci ancora di più, ma te l'ho detto, sono soltanto dei dubbi e d'altronde noi giornalisti ci hanno inventato apposta per mettervi dei dubbi. Poi molto spesso sono cacchiate e ci sbagliamo e veniamo anche puniti duramente, a differenza di certi giudici che quando sbagliano paghiamo sempre noi. Però è giusto, il Fatto Quotidiano in taglio alto
Ci sibila che negli stessi giorni in cui c'era un certo Crosetto a Dubai, ricorderete dov'è Crosetto, dove lo metto, dove è finito, non si sa, e poi è andato lì perché c'erano lì i suoi parenti in vacanza e poi lui è tornato ma li ha lasciati lì, ma poi sono tornati, vabbè, non è così importante. Negli stessi giorni in cui Crosetto era a Dubai, chi c'era a Dubai? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dicono, io non lo dico, ma lo dice il Fatto Quotidiano. C'era il re dei sommergibili. Il re dei sommergibili e l'affare da 480 milioni. Erano presenti entrambi a Dubai in quei giorni. Non rispondono su eventuali incontri. È la fornitura della Dras all'Indonesia e il regalo dell'Italia. Cose dette dal Fatto Quotidiano. Chiaramente io prendo le distanze da me stesso che ho letto questa cosa in questo momento, però ve lo dico perché giustamente noi giornalisti a che cacchio serviamo quest'oggi se non a mettervi dei dubbi? Ci mancherebbe altro, manca solo questo. Ma la battaglia che vorrei fare io quest'oggi, con tanto rispetto per chi sta morendo in Iran e non soltanto in queste ore, ci sono forse altre guerre in Ucraina, ad esempio, pare si sia fermato tutto, è arrivata la pace in Ucraina, lo dice anche il Fatto Quotidiano, ma vorrei che fosse l'argomento del giorno e vorrei una mano anche da voi su questo fronte. So che molti di voi sono in giro in auto in questo momento, ci ascoltano con l'applicazione di Radio Libertà o ancora meglio semplicemente accendendo l'impianto radio della vostra macchina, schiacciando DAB al posto che FM e scoprendo che la nostra radio si sente in tutta Italia nel DAB senza utilizzare internet, perché il DAB non è internet, sono sempre onde picciu elettromagnetiche, solo che sono di diverso tipo. Schiacciate DAB, ci seguite, siete in giro in auto, mi date un'occhiata per favore ai prezzi della benzina e del gasolio nei benzinai che incrociate? Il Fatto Quotidiano scrive: terrore per i rincari. L'Iran colpisce 4 raffinerie, la benzina ai massimi dal 2023. Ok? Questo lo dice il Fatto Quotidiano, però attenzione, c'è chi ci va giù ancora più pesante e per fortuna, perché direi che ci dobbiamo arrabbiare se la benzina sta aumentando in maniera pazzesca. Sì, posso capire un po' di aumenti, è normale anche durante l'anno, ma da qualche parte qui in centro Milano, ad esempio, ha superato già i 2 euro. E ricordiamolo, la benzina che state comprando, che stiamo comprando adesso, c'ha 4 mesi, no? Non scade la benzina, c'ha almeno 4 mesi, è da almeno 4 mesi che è stoccata e quindi stiamo pagando di più un qualcosa che costava molto meno. Si chiama speculazione. Ad esempio, il Messaggero lo mette in prima pagina. Fermate la speculazione. Preoccupano carburante e alimenti. Il governo pronto a intervenire. Tasse su chi approfitta della crisi, ok? Per favore, mi fate una fotografia del benzinaro, non dico il gestore che lo mettete lì vicino al prezzo della benzina, no, così cattivo no, però almeno del prezzo della benzina, scusate, e anche dove si trova, ok? Che io poi la giro a chi di dovere, perché qualche conoscenza ce l'abbiamo noi, qualche ministrino. Adesso Mister Prezzi io non l'ho mai conosciuto, non so chi sia, ma non si sa, pare proprio, non c'è un nome, un cognome, è un'entità, però a qualcuno gliela giriamo questa cosa, perché chi ci fa pagare la benzina 2 euro in questo momento è un ladro e non certo il gestore, perché ricordiamolo, i gestori non c'entrano praticamente niente, almeno così si dice. Io voglio credere fino all'ultimo a questa cosa, come credere in Babbo Natale. Io continuo a credere in Babbo Natale, ok? Questo ad esempio era il quotidiano Il Messaggero, ma ce ne sono anche altri, che non tutti per la verità, perché comunque è una roba ancora che peggiorerà. Il Sole 24 Ore
lo mette in apertura. Carburanti, faro sulla speculazione. Lo shock energetico della guerra in Medio Oriente comincia a riflettersi sui carburanti. La benzina supera quota 1,7 al litro, guardate un po', e il massimo e il gasolio è ai massimi da marzo 2024. Dai consumatori alle imprese crescono le voci di speculazioni e il governo è in allerta. Convocata per oggi una riunione della commissione di allerta rapida, Mister Prezzi, che appunto non ha un nome, un'entità. Siamo la commissione di allerta rapida, oh presto presto. Sui mercati finanziari intanto tornano a salire le quotazioni energetiche. Petrolio Brent è salito oltre gli $84 al barile, il gas sopra i 50 euro al megawattora. Scoppia il caso dei chip. Il Qatar è il secondo produttore al mondo di elio, un gas di primaria importanza nella produzione dei semiconduttori. Insomma, c'è la possibilità che dovremmo fare a meno anche di altre cose in futuro. Non lo so, fatto sta che fatemi qualche foto del benzinaio, non del gestore, ma del prezzo della benzina, e ditemi dove siete, ok? E inviate la foto al 340 67 09 659. Chiaramente anche voi che passeggiate tranquillamente a piedi con gli auricolari sentendo Sammy Varin e Radio Libertà, mi raccomando, se incrociate un benzinaio fate la foto per vedere se davvero stiamo superando i 2 euro da qualche parte. 1,7, 1,6 ci siamo ancora. Se si avvicina a 1,9 ad esempio, c'è qualcuno che ci sta guadagnando, capito? Perché la benzina che stanno vendendo non l'hanno pagata così tanto. Era scesa anche abbastanza nelle ultime settimane, capito? Il Secolo d'Italia ci rincuora e c'è la Meloni molto seria che nell'intervista che abbiamo visto in televisione, poi è andata anche a RTL, tutti sono arrabbiati, viene a RTL e non viene in Parlamento. La Meloni dice: non siamo in guerra. Il doppio impegno del governo, de-escalation e sostegno comune ai paesi colpiti dall'Iran, ok? L'Iran che ci ha dichiarato guerra, è così la faccenda. Non è proprio così, adesso ci arriviamo, però ricordiamo che i paesi colpiti dall'Iran sono quelli che ci permettono di sopravvivere con il petrolio, con il gas e tutto quanto, e fanno comunque da cuscinetto, chiamiamolo così, non proprio comodissimo, sono quei cuscini qua, sai, quando ci metti dentro il grano, le cose che dicono che fanno bene, eccetera, poi dici, ma che cazzo di cuscino, cosa c'è dentro? Ma ti fanno passare la cervicale, se lo dicono loro. Bene, anzi male. Grazie, vedo che state scrivendo in tantissimi al 340 6709 659. Meritate allora il quotidiano L'Unità. Eccolo qua. Crosetto contro Trump divide il governo. Schlein, le basi mai. Io ci farei anche una canzoncina, le basi mai, sembra quasi una poesia, le basi, basin, le lembasin, no? Non è male come cosa, ce la facciamo una canzoncina, ormai con l'intelligenza artificiale si fa tutto, ragazzi miei, io sono disperato perché intervisto artisti che non so più se ci sono davvero oppure no. Oggi ne dovrebbe arrivare una in studio vera. Oggi arriva Ginevra Esposito, che si fa chiamare in arte Arvenige, ok? Arriva in studio e se riesco a convincerla gli faccio cantare anche una canzone di Mina, difficilissima, mi sei scoppiato dentro il cuore, bellissima, che ha cantato nella finale del Cantabrianza e che ci ha lasciato noi in giuria tutti a bocca aperta. Spero di riuscirla a convincere, perché sai che sai, i cantanti sono un po'... Cosa fai? Cioè, ti stai stiracchiando? Si stiracchia, ma non lo sai che carnaca satira valnan canalira? E ti stiracchi così?
No, ma a me fa piacere, perché questa è una rassegna stampa da stiracchio. Anzi, da oggi ti chiamerò Stiracchio, non ti chiamerò più Simone. Simone detto Stiracchio, non è male. Aspetta che me la scrivo. Stiracchio, Stiracchio in regia. Normale questo qua. Ok, stiamo un po' ridendo, te l'ho detto, come il condannato a morte, no? Che prima di morire chiede la sigaretta. Io non fumo, ho iniziato a non bere più, sai che non ho più vizi, stavo pensando sta roba, Stiracchio, non ho più vizi, a mano in lavatrice, tu dici. Sì, sono ufficialmente quello che si occupa della lavatrice, della lavastoviglie, dell'asciugatrice. Io programmo ogni pomeriggio, ogni sera, programmo questi esseri, ci parlo insieme, chiaramente discutiamo, a volte litighiamo, affinché partano dopo le 11 di sera, e invito anche voi a fare questa cosa, perché dopo le 11 tutto costa meno, va bene? E questo è il mio mestiere, il mestiere del Sammy Varin, quella parte femminile che c'è in me, a volte, ma molto spesso, lavo anche i piatti, pentole, eccetera, faccio un po' cagare in questa cosa, devo dire. Pulire il fornello è una roba che proprio, guarda, se lo devo fare sono tristissimo, perché faccio su un pastrocchio. Anzi, se avete da darmi qualche consiglio su come... Tu lo sai pulire il fornello, Stiracchio? Ma col cacchio che pulisco il fornello. Ma chi c'è? C'è uno schiavo, una schiava che è... lo schiavo, c'ha lo schiavo, l'ho sempre detto, guarda, i registi quando escono da qua devono fare una vita molto particolare. Bene, non dimentichiamo che in fondo avete scelto di ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin, che è un prodotto molto particolare, ve ne siete resi conto, non è la classica rassegna stampa, è un modo per perdere tempo, per accompagnarvi in ufficio, in bagno mentre vi lavate, a fare una passeggiata o cominciare a fare le pulizie a casa. Bene, vi porto sul Libero. Faccio questa cosa perché secondo me è il giornale oggi più completo, che ci fa arrabbiare ma ci fa anche pensare. Siamo in guerra o non siamo in guerra? Ma soprattutto stiamo violando le norme internazionali oppure no? Anche questa, ragazzi, è una frasettina che ci ha detto il Crosetto. Ma il giorno prima l'aveva detta la Schlein, l'aveva detta la sinistra, e allora è vero, stiamo violando il diritto internazionale? Tranquilli, prima di noi lo avevano violato anche tutti gli altri, e quindi alla fine non dobbiamo pensare che stiamo facendo una cosa brutta, l'hanno fatta tutti quanti. Quando ci sono delle emergenze bisogna violare il diritto internazionale, andando a rompere i coglioni all'Iran che stava facendo cose brutte. E ditemi se non è vero. La sinistra si autoaffonda, titola questa mattina Libero, figuraccia di Elli e soci. Perché? Cos'è successo? Mentre PD, 5 Stelle e giornali amici gridano in coro diciamo no a Trump come la Spagna per la storia delle basi, e noi ci ridiamo, ma alla fine ci hanno liberato gli americani, ma anche no, nel senso che da quel giorno ci siamo riempiti di americani, di tante basi americane, di bombe atomiche, missili, e non si sa cosa ci facciano in quelle basi. Ci sono gli americani e ci siamo anche affrancati mica tanto dall'America, cioè questi sono diventati, adesso non voglio dire esagerare, i nostri padroni, dai, diciamo che siamo sempre d'accordo con loro, ed è difficile staccarci da questo essere d'accordo, perché abbiamo tutti un certo senso di gratitudine verso gli americani, e poi se non vai con l'America, con che cazzo vai? Con la Cina? Con la... lo so che a qualcuno di voi piacerebbe, con la Russia, dici? Mentre PD, 5 Stelle e giornali amici gridano in coro diciamo no a Trump come la Spagna, che ha detto no alla Spagna, Madrid però ci ha ripensato, ha calato le braghe e ha inviato una fregata a Cipro. Bella fregata! Meloni che dice non entreremo in guerra, e questo, Dio mio, mentre lo dicevo dicevo cazzo, se poi entriamo in guerra questi ci fanno un culo quadro per l'eternità, ragazzi miei. Ma noi non entriamo in guerra, non mandiamo i soldati, perché non li manda nessuno i soldati, non c'è motivo per mandare soldati in Iran, non c'è più niente, è tutto rotto.
ha detto così Trump. Intanto la flotilla dirotta su Cuba, a me piacevano tantissimo, non so a voi, dirotta su Cuba, che peccato che non li sento più. Salis e Lucano, signori, pronti a salpare per portare aiuti all'Havana. Torneranno carichi di sigari, una puzza incredibile, però è un bel gesto, andare a Cuba a rompere le balle a questi che già sono più nella cacca di noi, direi. Gli amici cubani, un abbraccio, so che ce ne sono che ascoltano la rassegna stampa di Radio Libertà, e adesso la flotilla che va su Cuba. Non lo so, ditemi cosa ne pensate, lo sapete, io tra 4 minuti leggo i vostri messaggi, quindi se siete tra il gnacca e il petacca, e scrivetemi sto messaggio 3406709 e datemi da fare. L'editoriale di Antonio Socci su Libero: l'ipocrisia dei compañeros. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha mandato in estasi tutte le sinistre, dichiarando in polemica con gli Stati Uniti e Israele sull'Iran no alla violazione del diritto internazionale che protegge tutti noi, soprattutto i più indifesi e la popolazione civile. Ci ritorniamo, il diritto internazionale. Secondo voi è stato violato nel momento in cui abbiamo aggredito l'Iran? C'è ipocrisia in queste parole, ci spiega Antonio Socci oggi sul Libero. Infatti, qual è il diritto internazionale che ha protetto la indifesa popolazione civile iraniana che è stata massacrata anche nel gennaio scorso? Senza dimenticare chiaramente i diritti che non vengono rispettati quotidianamente in quel paese, con le donne che sono degli straccetti in tutti i sensi, gli uomini ne fanno ciò che vogliono e chiaramente quelle che hanno osato dire qualche cosa li hanno ammazzate, torturate, gli hanno sparato negli occhi, e qualche cosa stiamo cominciando a vedere in televisione, vero? Il diritto di quei manifestanti è stato difeso dall'ONU, dove il rappresentante del regime iraniano un mese dopo è stato eletto vicepresidente della Commissione per lo sviluppo sociale delle Nazioni Unite, che si occupa di uguaglianza di genere, democrazia, tolleranza e non violenza. E qual è il diritto internazionale che impedisce di costruire e possedere l'atomica a uno Stato che minaccia i vicini? Non c'è il rischio che tale diritto internazionale, invece di essere scudo delle popolazioni indifese, diventi la protezione delle peggiori dittature? Ieri la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, parlando proprio del diritto internazionale, ha dichiarato che bisogna evitare di abusarne per giustificare un regime tirannico che uccide la sua gente, destabilizza la regione con i suoi vassalli, rifornisce la Russia di droni contro l'Ucraina e costituisce una minaccia globale. Non è vero che Trump ha riportato il mondo alla legge del più forte. Lo storico De Mattei, in un breve ma lucido saggio, scrive: in realtà la legge del più forte è la norma delle relazioni tra gli stati da più di 2 secoli. Il diritto internazionale è stato sistematicamente violato fin da quando Napoleone Bonaparte volle esportare in tutta Europa le idee della rivoluzione francese sulla punta delle baionette. Lo stesso Stato italiano è stato fondato il 17 marzo 1861 attraverso la violazione del diritto internazionale. Infatti, derivò dalla conquista militare da parte del Regno Sabaudo di legittimi stati sovrani italiani come il Regno delle Due Sicilie, il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio e non solo. Quella violazione del diritto internazionale oggi sta sui libri di scuola sotto il nome di Risorgimento e Unità d'Italia.
Aspettavo, l'ultima nota di Max Fersini, questa with delicacy, con delicatezza. È proprio il modo con cui facciamo la nostra rassegna stampa quotidiana. Buongiorno Max! Max Fersini utilizza come la sua maestra fiamma velo la frequenza 432 Hz per un suono più rilassante e naturale. Sonorità intime, talvolta arricchite da archi. Bella musica che spero vi abbia compiaciuto in questo momento così particolare, se volete desolante della nostra esistenza, mentre stanno però arrivando centinaia di WhatsApp e vi ringrazio. Cioè, ma guarda quanti sono impazziti al 34067096659, perché a quest'ora è l'unico modo per restare in contatto, anche se mi state seguendo dopo. Io ho appena finito di cliccare, ho condiviso questa trasmissione anche su Facebook e su YouTube, cercando Sammy Varin o cercando Radio Libertà, ma anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Salutiamo i celoduristi che a quest'ora del mattino ce l'hanno molto duro politicamente. Siamo arrabbiati, sì, ma dobbiamo incanalare la nostra arrabbiatura picciu su chi sta speculando sulle nostre paure, ovvero su chi sta aumentando i prezzi degli alimentari, ancora forse no? Fatemelo sapere se andate a fare la spesa. Il prezzo della benzina e del gasolio. Se passate davanti a un benzinaio, fate la foto al vostro benzinaio, non al gestore, ma al prezzo. Se è un prezzo che si avvicina troppo ai 2 euro, inoltriamo quella foto, ci dite chiaramente dove si trova il benzinaio, la inoltriamo a chi di dovere, assolutamente, perché qui c'è qualcuno che sta speculando sulle nostre sfighe, d'accordo? 34067096659, avanti, mi ha scritto, permesso, sono un cantante italiano di rap, ma piacere, ma avanti, prego, mi dica, io dall'estero ho già votato sì, facci vedere la scheda, guarda, si è fatto pure la foto alla scheda, vabbè, dall'estero possiamo anche capire, eccetera. Salutiamo gli italiani all'estero che hanno ricevuto la scheda per il referendum del 22-23 marzo. Bravo, ti meriti chiaramente la canzoncina del sì. Scrivete un WhatsApp al 34067096659. Io a tutti quelli che scrivono invio la canzoncina per il sì al referendum. Finalmente abbiamo capito che la redazione del Falso Quotidiano è nella sede dei servizi segreti italiani, ci scrive questo, grande. Eccolo qua, io mi sono varinizzato, non posso fare a meno di ascoltarti ogni mattina, grazie mille Sammy, grazie a Pierluigi che fa la foto, eccolo qua, il benzinaio, fammi vedere, però, 1989, alla Eco Point, a Grate, siamo ad Agrate, pronto? CQ, com'è sta cosa? Non è un po' troppo? 1989 e ci stiamo avvicinando parecchio ai 2 euro, 1759 quell'alter, immagino che uno sia benzina e l'altro gasolio, ci siamo alzati, direi, parecchio, grazie a chi mi sta facendo la foto del benzinaro. Le petroliere ferme nel Golfo si trovano a bordo petrolio e gas comprato ai prezzi inferiori e scaricate con nuove tariffe. Oddio, semmai saranno scaricate, perché per il momento ci sono più di 1000 petroliere ferme. Che cazzo fanno tutto il giorno? Ve lo siete chiesto sta cosa? Giocheranno a carte? Non ne ho idea. Belli affari. E noi con le compagnie piene di raffinato a vecchi prezzi oggi paghiamo gli aumenti? Bene per il governo con le nuove accise aumentate, e vai. No Maurizio, adesso ci stiamo lavorando e ci arrivo anche prima o poi, domani o dopo ci arrivo anch'io, se mai partirà questa rassegna stampa, perché Mr. Prezzi e compagnie bella hanno deciso che tassiamo i guadagni che ci sono stati e che ci saranno per questi signori. Ah sì, solo a Cerbis, olio nuovo e prezzo vecchio. Bravo Maurizio, poi lo sentiamo alle 9 a Cerbis, glielo chiediamo. E poi c'è un messaggio audio sul cursore, che dice questo?
Buongiorno Sammy, Quella. buongiorno a tutti. Io sono Albino, come al solito chiamo al mattino. Fa pure rima, pensa che bello. Bravo. Allora, nell'arco di 2 giorni, stamattina non sono ancora uscito, anzi sto uscendo adesso, per cui passerò davanti al mio distributore, dove mi rifornisco, che è un distributore automatico. Attenzione, fino a 3 giorni fa eravamo a 1,769, no? Costo 9 finale mi fa ridere, no? 1,77, dai, siamo seri. Ieri eravamo a 1,929, attenzione, 1,929, quasi 20 centesimi di aumento. Torino 1,843. Ecco, io queste cose qua già mi fanno incazzare già al mattino presto, ma tanto va bene così, cosa devo dire? L'unica cosa però che mi rende felice, che io l'aumento in poche parole non lo sento, non lo percepisco, ma perché? Perché io metto sempre 20 euro di nafta, quindi per me è come se l'aumento non ci fosse, capisci? Questo è il punto. Bisogna vederlo anche da un punto di vista diverso, mettiamo sempre quella solita cifra e per noi per rimettere è sempre la stessa cosa. Per cui che salute, ciao ciao. E io vi ringrazio sempre perché siete veramente gli editorialisti più grandi, una radio che si chiama Radio Libertà e si rifornisce di verità da voi ascoltatori. Ho appena fatto rifornimento, il gasolio a self-service l'ho pagato 1,95 euro. Ah, però al self-service. Una domanda secca: perché il governo non blocca questi aumenti scellerati pur sapendo che abbiamo tutte le cisterne di carburanti piene per almeno i prossimi 2 anni? Forse 2 anni no, però forse perché specula con le accise approfittando del momento come fanno le compagnie petrolifere? Sono 2 cose diverse. Le accise permettono all'Italia di non sprofondare nel fallimento, capito? Purtroppo è così. Però ci sono degli oneri che effettivamente possono essere modificati e soprattutto ci sono dei guadagni in più che hanno fatto tutte queste aziende che possono essere tassati e il governo sta proprio pensando a questo. Bene l'intervento bellico sull'Iran. Votiamo e facciamo votare sì al referendum e dimissioni immediate del ministro della salute, del ministro dell'agricoltura, del ministro della difesa, del ministro degli esteri, e la Madonna, rimane più nessuno. Inoltre il Presidente del Consiglio abbandonare la linea Draghi e dei volenterosi e stia con gli USA, il non aver avvertito il nostro governo dell'attacco all'Iran da parte di Trump la dice lunga. Sono a Matera ed è questo il problema, che sei a Matera. Chissà se tu fossi qui a Milano, mi entri qui a Radio Libertà e fai la rivoluzione. Votato ieri pomeriggio qui in Gran Canaria, ovviamente una bella croce sul no, ha votato no. Cioè, questo è Manzoni, ti veniamo a beccare in Gran Canaria. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy, benzinaio IP di Vegnano Como, benzina 1,826, diesel 1,926. Benzinaio Eni a Piano Gentile, benzina 1,769, diesel 1,909, quindi ci stiamo avvicinando pericolosamente ai 2 euro. Sammy usa il panno per l'inox della PRM per i fornelli, solo acqua fredda e microfibra. Riccardo, grazie. Sei anche tu, la tua è una famiglia matriarcale come la mia, comandano loro, ragazzi. Io sono terrorizzato di questa cosa e quando facciamo la bistecca e sai, c'è un po' di puccino con un po' di burro eccetera, io spruzzo, sono un inseminator, spruzzo ovunque e dopo c'è un certo odore in tutta la casa di buona roba da mangiare, no? A me piace questo odore. Di solito io accendo gli incensi e vado in giro a benedire: fratelli, sorelle, pentitevi, avete mangiato la bistecca voi che siete aspiranti vegetariani falliti. Capite il motivo per cui mi sfogo qui nella rassegna stampa? Perché altrimenti io vado a casa, faccio queste cazzate, capisci? E mia moglie a quel punto tira fuori il frustino e dice: vai a pulire i fornelli, pulisci i fornelli. Fa bene, perché effettivamente se dopo pulisci non si sente più.
Grazie Riccardo, grazie. State scrivendo come matti, lo so che mi amate, non ho ancora ben capito, mi amate o mi odiate o mi sopportate? Forse nessuna di queste cose. Intanto il primo qui che mi odia è ancora una volta il computer comunista che, visto che gigioneggiavo, adesso ci va di moda questo termine, stavamo un po' tutti gigioneggiando, d'altronde questa è una rassegna stampa di gigioni, così facendo ci ha fregato ed è uscito dal programma, e quindi adesso datemi 10 secondi, io rientro e come nulla fosse ritorno su Libero, che ho promosso quotidiano del giorno perché secondo me la racconta abbastanza bene la situazione di quest'oggi, che è una situazione complicatissima. Noi non ci addentriamo più di tanto perché altrimenti questa rassegna durerebbe 24 ore. Ci mancherebbe, vi metto sul tavolo le problematiche e anche un po' di menate varie. Ad esempio, quella che c'è in centropagina sul Libero: i giudici bloccano i rimpatri degli stupratori. L'accusa del premier alle toghe: il 43% degli abusi sessuali commesso da stranieri. Ricordiamolo che gli stranieri sono una piccola parte degli italiani, ma fanno di tutto e di più. Proprio perché sono stranieri e molti di questi senza permesso di soggiorno. E qualcuno dalla sinistra dice: ma scusa, ma rendiamoli italiani. Se diventano italiani non fanno più queste cose. Spaccio e violenze di gruppo, il curriculum di uno dei migranti di cui è stata fermata l'espulsione. Capite perché bisogna votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo? Per fare in modo che ci sia un sorteggio, che ci sia una bella divisione tra chi fa le indagini e quelli che poi devono decidere. Sono due carriere differenti, sono diversi, c'è da tutte le parti questa cosa. Da noi non si può fare? Guarda che ti faccio sentire la canzone sul referendum. Guarda, mi fermo. Oggi va così. Non pensate che io... vogliamo fare una radio diversa? La vogliamo fare? Si chiama Radio Libertà. Il direttore Sallusti, povero lui, ci ha detto: Sammy Varin, mi fido di te. Fai un qualcosa di dirompente, di quella roba lì, prorompente, si dice prorompente, l'ha detto anche Simone. Prorompente, perché lui arriva da una località dove si parla così, e allora vi faccio ascoltare, sentite la canzoncina per votare sì al referendum. E 1, 2, 3 e 4. Votiamo tutti insieme sì. Vai! Per cambiare davvero. Pompa. Per un processo più giusto. Vai stiracchio. Un futuro più vero. Sì! Una croce su quel foglio. Una per dare croce su quel foglio. È la scelta giusta, la nostra scelta riscossa. giusta. Sì. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara. Per la giustizia vera, non una sorte amara. Sì. Basta confusione. Sì. Basta con i dubbi. Sì. Due ruoli separati. Sì. Per non avere intoppi. Poppa. Votiamo tutti insieme sì. Per cambiare davvero. Per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Vai. Votiamo tutti insieme Sì. Per cambiare davvero. Per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa.
Fantastico, signori, anche Simone l'ha voluta questa canzone. Inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Ultimi giorni, sierri, perché mi sono un po' rotto anche le balle, tutti i giorni. Cioè... No, si va avanti fino al 22-23 di marzo, ragazzi. Questo pezzo deve essere inviato a tutti i vostri parenti, amici, soprattutto a quelli indecisi, che magari votano a sinistra e però dicono ma forse in effetti è regole un po' più giuste per questa giustizia, visto quello che sta succedendo. 3406709 richiedete la vostra canzoncina per il sì al referendum sulla giustizia e in mattinata io la spedisco a tutti. Non rompete le balle che poi la ricevete 3-4 volte, perché poi c'è gente che mi riscrive, io vedo che mi scrivete e penso che la vogliate, quindi i giudici bloccano i rimpatri degli stupratori. Altro titolo pesante sul quotidiano Libero. Scendo in taglio basso e oggi cominciano le Paralimpiadi, ma non lo dice nessuno. Io devo ringraziare, mi metto in ginocchio sui ceci e ringrazio il Corriere della Sera, l'unico giornalone che in fondo, deve arrivare in fondo, parla delle Paralimpiadi, che paiono Olimpiadi, ma bada ben, dovrebbero essere Olimpiadi, e invece non ne parla nessuno. Sì, c'è la guerra, sì, vengono boicottate, però quando ci sono i disabili di mezzo, se si facevano le Olimpiadi gay non finiva così. Sicuramente sarebbero state in prima pagina. Contro la presenza di atleti russi, la Francia boicotta la cerimonia paraolimpica. Ci mancava il caso politico internazionale sulle Paralimpiadi, diserzioni, proteste, liti. Sembra un film di avventura. Ma ripeto, tutto questo si ripercuote su la nostra famiglia di disabili, tantissimi. Lo so, siete in tantissimi anche che ascoltate Radio Libertà, qualunque tipo di disabilità. Abbiamo anche cantautori disabili che ci fanno avere le loro produzioni, come Alessandro Villa, Brianzolo, che spesso trasmettiamo su queste frequenze. Cioè, non capite l'esempio che possono dare gli atleti disabili, la forza d'animo che possono dare, ma anche a noi normodotati, a noi che la disabilità ufficiale non ce l'abbiamo, ma che qualche problemino ce lo abbiamo, secondo me. Cioè, noi pensiamo, ma vedi, ce l'hanno fatta, allora forse davvero mi devo alzare da questo letto nonostante sia tutto dolorante e andare a fare un giro per casa e uscire di casa a braccetto con la moglie senza fare la corsa, ma magari passo dal benzinaio, gli faccio la foto a quanto costa la benzina e gliela invio a Semmivarenti, pare. È un esempio bellissimo vedere le Paralimpiadi e nessuno sa che oggi cominciano. Musica da camorra, rissa su Sal Da Vinci, sempre la prima pagina di Libero, oggi è letto il quotidiano del giorno, litigano, c'è Cazzullo, Siani e lo scontro social, e lui che dice parlo d'amore. Allora, a me non è mai successo sta cosa, non so se anche a voi accade o succede solo a me perché ho cominciato a cliccare mi piace su Instagram, ho messo il cuoricino e ad alcune cose scherzose su Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo, che comunque se l'è meritata perché ha fatto una carriera incredibile, cioè da quando è bambino che sui palchi, figlio di un altrettanto bravo artista, cioè è il minimo che dovesse accadere, però la cultura di questa canzone non è la nostra cultura, cioè ve l'ho detto il giorno dopo, preferite Sal Da Vinci o che l'alter è figlio di immigrati che ha vinto qualche anno fa e che anche lui è diventato un tormentone e tutto quanto, cioè tra tutte e due non saprei veramente chi preferire. È Bugo, ci manca Bugo, dici, no? Per cui da una parte c'è stato un ritorno indietro di Sanremo, niente di nuovo, ci affidiamo al neomelodico e Sal Da Vinci doveva vincere da quest'estate, ve lo dissi io, qualcuno mi ascoltò e mi disse ma no, cosa dici? Si è capito da come lo stavano lanciando su Mediaset, facevano show ogni 5 minuti con Sal Da Vinci, appariva in tutte le trasmissioni, Sal Da Vinci doveva vincere, quell'altro neomelodico
era diventato ormai famoso e quindi lui famoso e adesso tocca a Saldavinci, lo possiamo mandare avanti. Sto parlando di Gigi D'Alessio, chiaramente ormai lo conosciamo. Chi non conosce Gigi D'Alessio? Io mi ricordo, ai tempi lavoravo a Radio Kiss Kiss Italia, venne da noi, mi dice uè, non mi vanno passare, quelli di RTL non mi vogliono trasmettere. E a me veniva da dirgli, Gigi, ci sarà un motivo, no? Poi hanno cominciato a trasmetterlo, Gigi D'Alessio è diventato un best, e a chi non piace, almeno una canzone piace anche a me di Gigi D'Alessio, È diventato famoso Gigi D'Alessio, ormai sicuro. Hanno fatto passare Saldavinci, non dico che è stato Gigi D'Alessio che l'ha fatto passare, non oserei mai. La sensazione da gomblottista padano è questo. Comunque stanno apparendo su Instagram tante di quelle parodie della canzone di Saldavinci, la cantano le suore, i preti a messa, la suona l'organo. A te non compare sta roba? La vedo solo io, no? Compare anche a te, vedi? Ah, ti piace Saldavinci, eh? Anche tu hai imparato a fare tutti i gesti, bravo. E sta cosa, cioè, non è mai successa con altre situazioni, neanche con il figlio di immigrati che ha vinto l'altro anno, capito? Un pochettino, il balletto lo faceva, ma non così tanto. È un mio parere, ditemi il vostro, 3406709659. Comunque si sta litigando su Saldavinci, c'è poco da litigare, cioè l'hanno votato. Cosa preferivi? Geolier 2 anni fa, che doveva vincere per il voto popolare e non ha vinto, stranamente c'è stato qualcuno che ha boicottato Geolier. Comunque Saldavinci ha dedicato il suo premio a Geolier, sappiatelo. Meloni, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, sostegno insieme a Macron a Cipro e paesi del Golfo. Questo è quello che dobbiamo fare, sosteniamo i paesi del Golfo, che sono quelli che ancora ci permettono di accendere la stufa. La Premier ufficializza l'aiuto a scopo difensivo agli stati colpiti dall'Iran, che l'Iran si sta vendicando, chiaramente colpisce dove può, poveretto. Inviati sistemi di difesa aerea antidrone, antimissile, una nave, una, cosa vuoi che sia, un uso bellico delle basi USA solo su richiesta e dopo un passaggio parlamentare, che l'hanno fatto tutti questa cosa, quindi non è che siamo noi adesso lecchini degli Stati Uniti, no, è sempre stata una roba del genere. Giro la pagina, sono sul Libero, ragazzi. Sinistra, altra figuraccia, si presenta in Parlamento con 4 soluzioni separate, che non è una novità. Il campo largo si frantuma ancora sulla politica estera. Prima santificano Sanchez, che però cala le braghe e invia una fregata in zona di guerra. Poi, per nascondere la disfatta, giocano la solita carta degli insulti alla Premier. Attenzione! La leader di Fratelli d'Italia ha detto: eviteremo speculazioni sulle bollette. Giorgia Meloni nel suo intervento di ieri a RTL, per quello sono incacchiati in Parlamento, ma RTL da noi no, andiamo tutti a RTL a questo punto. Ha parlato anche del rincaro dei prezzi. Per quanto riguarda le conseguenze economiche, dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi dell'energia e degli alimentari e ci stiamo lavorando. Sono pronta ad aumentare le tasse alle aziende che speculano, ok? Questo è quello che vi metto sul tavolo. Il governo vuole fare questa cosa. Poi il Premier ha aggiunto di avere già contattato il presidente di ARERA, che ha già attivato meccanismi che servono a controllare il mercato, verificare l'andamento dei prezzi e evitare fenomeni speculativi, ok? ARERA ha istituito un'apposita task force per monitorare soprattutto il prezzo del gas. Anche se non dipende solo dall'Italia, faremo quello che possiamo per non darla vinta alla speculazione. Speriamo, perché è già successo anche altre volte questa cosa, ci siamo già passati. Sono pronta anche a reagire se necessario e aumentare le tasse a aziende che eventualmente dovessero speculare per proventi sul taglio delle bollette, ok?
qualcosa si sta muovendo, meglio che niente, dico. Anche questa bufala ve la leggo perché comunque sono molti gomblottisti che ascoltano, e questa è una radio anche di gomblottisti. Psicosi AVS sui 17enni arruolati. Adesso a sinistra è scattata la psicosi del richiamo alle armi per la guerra. I comuni italiani sono tenuti a trasmettere al Ministero della Difesa l'elenco dei cittadini maschi che entro la fine dell'anno compiono i 17 anni di età. Lo si apprende da fonti di stampa secondo cui si tratterebbe di un burocratico aggiornamento delle liste di leva, una pratica amministrativa, ma guarda caso avviene proprio mentre sale la tensione in Medio Oriente e nel Golfo Persico, preoccupazione che si è diffusa tra molti giovani e le loro famiglie. Il governo chiarisca, ha detto la capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella. L'esponente di AVS fa riferimento a un articolo apparso su Money.it in cui si specifica che la procedura è relativa a una procedura puramente amministrativa e ordinaria, in base alla quale le liste di leva devono essere aggiornate, completate entro il 31 marzo 2026, così che entro il 10 aprile i comuni possano trasmettere la documentazione all'ufficio documentale competente del Ministero della Difesa. Ok, tutto normale, burocratico. Quello che mi sovviene liste di leva. Ma il militare non l'avevano abolito, però di basso, io fosse per me lo rifaccio partire anche domani mattina, quindi Sammy, vado avanti, pagina 7 di Libero, il quotidiano del giorno, lo sapete, ogni giorno ce n'è uno che vi invito a comprare, per cui lo sfoglio insieme a voi, non ve lo leggo tutto perché se no non lo comprate più, però secondo me è più potente degli altri. Attenzione, la Quaresima della CEI. Se non siete musulmani, e un po' di Quaresima dovete farla. I vescovi per la pace invitano al digiuno il 13 marzo. Che giorno è il 13 marzo, Simone? Che giorno è? Segniamo in calendario. I venerdì di Quaresima per i cattolici è previsto il digiuno e i vescovi italiani intendono offrire la penitenza come sacrificio per implorare il dono della pace nel mondo. Ok? Digiuno venerdì 13 marzo. Ditelo anche al vostro amico Abdul vicino di casa, che sicuramente sarà pure comunista, visto che noi ormai facciamo Ramadan, ormai li amiamo, non c'è sindaco che non scenda in piazza a fare l'iftir, portar con il Ramadan, e loro come minimo li fate digiunare il giorno di Quaresima, che cacchio. Non sto scherzando, c'è davvero, che poi mi scrive, ma stai scherzando, Sammy? È scritta davvero questa cosa sul Libero. Oh, la flotilla con Salis adesso dirotta su Cuba. Da Gaza ai Caraibi è il periodo perfetto. Ilaria, Mimmo Lucano e altri compagni salpano per l'Havana per rompere l'embargo americano. Visiteranno anche i prigionieri politici del regime? Punto di domanda. Ed eccola qua, Ilaria Salis con il cartello, e vanno tutti a Cuba. Per elevare il livello della faccenda vale la pena scomodare Andrea Camilleri, papà del commissario Montalbano, ma anche raffinato uomo di teatro. So che siete curiosi, dovete leggervi l'articolo di Tommaso Lorenzini che scherza un pochetto, ma il post sui social di Ilaria Salis c'è davvero, annuncia la partenza di una nuova flotilla, stavolta non più verso Gaza ma verso Cuba. Pensa a quelli di Gaza come sono rimasti male. Il tutto con il solito intento di aggirare le decisioni dell'amministrazione americana che ha imposto un duro embargo al regime comunista di Cuba. Secondo Trump, l'Havana starebbe cedendo e vorrebbe trattare la resa. E la sindaca Silvia, sempre Salis, ma quella di Genova, assomiglia sempre più a Ilaria. La prima cittadina di Genova era la regista moderata del Campo Largo, ora è vicina agli antifascisti più estremisti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
vortice iberico lambisce l'Italia, provoca un peggioramento del tempo, soprattutto sulle due isole maggiori. Nella prima parte della giornata piogge possibili quasi esclusivamente su Sardegna e Sicilia, ma avremo un aumento della copertura nuvolosa anche su buona parte dei settori occidentali del nostro paese, più schiarite altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, ma i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere di intensità anche sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants È bello abbandonarsi a questi classici. Le Feuilles Mortes di Maria Pedano, una voce dall'anima antica che dall'Olanda gira un po' in tutta Europa. Maria Pedano, Le Feuilles Mortes, ci ha portato alle 8.36. Il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, con noi Simone Stiracchio in regia, sta anche bene come cognome, Simone Stiracchio in regia, ma soprattutto i vostri tantissimi messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Oggi ho dato una missione a voi che siete in giro in auto verso il lavoro, o voi che fate una passeggiata e incrociate un benzinaio, datemi un benzinaio. C'era una canzone che si cantava così proprio: voglio sapere quanto costa la benzina e il gasolio, perché se ci sono veramente questi rincari li inoltriamo a chi di dovere. A Cabras, siamo in Sardegna, il prezzo benzina 1,80 e più
a 3 chilometri da Cabras al Rimedio, quasi 2 euro, farabutti ladri. Chiaramente, se vedete 2 euro, andate dal gestore e gli chiedete: ma scusi, ma come mai questa cosa? Sappiamo che non è colpa dei gestori, non scherziamo, perché poi ci sono i deficienti. Guarda questi cosa scrive: al benzinaio che alza un poco prendi un litro e dagli fuoco. E non scherziamo, ci mancherebbe, non è colpa loro, la compagnia petrolifera che impone il prezzo. Certamente qualcuno ci sta guadagnando, perché la benzina che ci stanno vendendo è quella che ha mesi e mesi, quando i prezzi erano molto più bassi. La stessa cosa per gli alimentari. Se vedete qualcosa che non va, per favore scrivete al 3406709 Io ce l'ho il numero della Meloni, gli inoltro i vostri messaggi, non ci vuole proprio niente, mi manderà a fanculo sicuramente, però perché lei gli inoltra nello stesso tempo al famoso Mister Prezzi, questa entità che dice: ma che chi sarà mai? Non lo so. Buongiorno Sammy, ma quando noi facciamo un regalo in oro, l'orefice applica l'ultimo prezzo e non il prezzo di quando comprò quell'oro? Allora perché ai benzinai vogliamo bloccare il prezzo e non anche alle altre cose? Scusa, ma non ce la faccio a seguirti, no, probabilmente sono io che non funziono. Attenzione, Genova Bolzaneto questa mattina, signore e signori, eccolo qua, e voilà, IP-Matic, oh là là, 1,999, ora non presidiato, è stato cancellato, siamo a Pontedecimo, IP 2,009, ok? Prezzo non confermato. Al Q8 self-service Q8 Bolzaneto, Genova Bolzaneto, 2,009 euro, signori. Se non fermatevi a fare benzina in questi posti, c'è bisogno che ve lo dica. E se proprio avete voglia non di litigare, però andate dentro e chiedete: ma come mai, scusa, per quale motivo state vendendo roba vecchia? E non siete mica Acerbi, solo Acerbis vende l'olio nuovo al prezzo vecchio. Dopo lo sentiamo alle 9. Cioè, perché ci volete fregare in questo modo? E loro diranno: non siamo noi, ma è la nostra compagnia. E allora io non ci vengo più dalla vostra compagnia a fare benzina, come minimo. Lo fa uno, lo fa due, lo fanno in 10, gli girano le balle probabilmente anche al gestore, perché lui ci guadagna una stupidata, ma su ogni litro qualche cosa ci guadagna. E magari lo segnala alla compagnia dicendo: guarda che qui si stanno incazzando tutti. Forse è un primo passo, non serve a molto, ma qualcosa serve. C'è anche un audio, cosa dice questo? Pronto? Sammy, Uela. buongiorno, qui Salvatore della Germania. Ciao. Volevo dire a tutti quei fortunati italiani che la benzina ce l'hanno a quasi 2 euro, che qui in Germania costa 2,20 euro, 2,10 euro al litro, dunque che non si lamentino, non sai, perché in Italia siamo buoni solo a lamentarci. È vero. Meno male che io ho il Lussemburgo vicino, che le vado a fare ancora a 1,60 euro. Bastardo. Però... Ciao Sammy, ci sentiamo, buona giornata. Dai, sto scherzando, però anche noi insomma, c'è Varese, il confine svizzero, vai di là e qualcosa di meno costa, però ne deve valere il viaggio. Va bene, grazie, state inviando tantissimi messaggi, siete delle stelasse, prometto che li leggo tutti, ma devo ritornare assolutamente su Libero, il quotidiano del giorno, la notizia del giorno che ha fatto arrabbiare anche la Meloni, l'ennesima vergogna, il motivo per cui bisogna votare sì al referendum, ragazzi. Giudice libera lo stupratore portato nel CPR in Albania. La Meloni: come possiamo garantire la sicurezza? Che poi la frittata girata dal PD. Cioè, quando succedono cose terribili, violenze, stuprazioni varie, abbiamo la nostra Chiara Soldani alle 11:10 che ci fa il riassunto della settimana, il PD dà la colpa a noi dicendo: ma siete voi che dovete occuparvi di sicurezza. Chiaro che se ci sono giudici che lavorano in questo modo, la Corte d'Appello di Roma ha scarcerato un marocchino clandestino, condannato per abusi di gruppo. Il cavillo aveva fatto domanda d'asilo.
I magistrati ora potrebbero inventare altre scuse, dice la Meloni. Fatto sta, Pietro Senaldi dedica un paginone a questa notizia, che poi è la notizia del giorno, ragazzi. Se non comprate Libero, cercatela su internet, perché questa fa veramente arrabbiare. Così come saluto la Sardegna, che è ben collegata anche con la Radio DAB. A Cagliari si sente da Dio Radio Libertà nel DAB. Follia a Cagliari. Una pasticceria diventa razzista perché si chiama Scele Negre, scritto Cats les Negres, ok? Hanno dovuto togliere l'insegna a questo locale storico aperto da 62 anni, 6-2, perché sono stati denunciati da alcuni turisti francesi. Scele Negre, sempre stata lì, perché erano praticamente, erano immigrati quelli che gestivano questo posto, e in Sardegna si dice così. Ci hanno etichettato come razzisti, siamo profondamente dispiaciuti, non c'è alcun intento discriminatorio, anzi, quando i miei nonni arrivarono dalla Tunisia erano le Negre, nasce da qui il nome, ha riferito all'Unione Sarda il gestore. Hanno dovuto togliere l'insegna. Se abitate a Cagliari, fate un giro in questo posto, perché è il caso come minimo di comprarci qualcosa, sempre che sia ancora aperta. La pasticceria diventa razzista chez les Negre, ok? Mi vergogno veramente, mi vergogno quando succedono queste cose veramente. Pagina 17, tanto per... Patriarcato di importazione, il 43% delle violenze sessuali è commesso da immigrati. Le femministe di Non Una di Meno, stop alle strumentalizzazioni dei reati di genere, ma i dati dicono che gli stranieri stuprano e molestano le donne 8 volte più degli italiani. Sono in pochi e fanno molto di più. Magari lavorassero più di noi quei pochi. No! Stuprano, picchiano, violentano perché la loro legge non è la nostra Costituzione, è la Sharia. Sono ancora sul quotidiano Libero, ma sto per andarmene. Mi raccomando, votare sì al referendum del 22-23 marzo dopo queste cose che vi sto dicendo è d'obbligo, e convincere vicini di casa, parenti o amici con la canzoncina che potete richiedermi inviando un WhatsApp al 340-6709-659. Fatelo, un'occasione unica per riformare la giustizia, dice la Premier Giorgia Meloni sul voto al referendum. Leader del no parla in pubblico di una causa col giudice. Il caso è scoppiato in Valle d'Aosta. Grosso, dopo aver firmato una relazione per il governatore, confabula con la toga chi deciderà sulla sua elezione. Non è facile da capire, ma anche questo è da seguire, ragazzi miei, perché avevano lasciato aperto il microfono prima della conversazione pubblica. E poi finalmente a pagina 29, Salda Vinci spopola ma fa litigare tutti. Il vincitore di Sanremo: non rispondo alle provocazioni. Cazzullo e la frase sui matrimoni della Camorra scatena l'ira di Napoli, Balivo, Siani, pure Fiorello ci fa la parodia, ma soprattutto avete notato quante parodie della canzone di Fiorello con il balletto che stanno facendo tutti su Instagram? È scoppiata una cosa, secondo me, che non era mai accaduta prima, e da una parte perché la canzone è facile, è semplice, dall'altra perché probabilmente deve diventare il nuovo modo di cantare qua in Italia, perché uno mi dice: ma preferisci il rapper che ti parla di violenza, spaccio di droga, eccetera, o preferisci il neomelodico di Salda Vinci? C'è un motivo per cui io trasmetto solo artisti indipendenti, quelli che cantano ancora bene? Sì! Ascoltatemi questa mattina alle 11:30, vi porto in studio Ginevra, giovanissima, Arvenige si fa chiamare in pubblico, e forse la faccio cantare anche dal vivo, se fate i bravi. Libero Milano, antisemitismo, 77 casi in un anno, e dopo la Segre cosa accadrà? Problemi anche a organizzare eventi, e il PD si è frantumato per votare la proposta della Lega sull'antisemitismo. Accoltellato da baby gang, arrestato 4 minori stranieri. È un po' che non se ne parlava di questi Maranza, accusati di tentato omicidio.
Dopo il colpo, sferrato con inaudita violenza, hanno lasciato la vittima a terra. A salvare la vita salvare la vita del giovane, il rapido intervento dei carabinieri. Nel panino milanese del quotidiano Libero. E alla fine, a pagina 37, finalmente si parla di interviste interessanti. Finalmente c'è l'intervista che parla di Olimpiadi. Elena Lucchini, assessore di Lombardo alla disabilità. Il lascito paraolimpico, infrastrutture più accessibili e giovani formati al lavoro. I giochi, secondo l'assessore alla disabilità, le storie degli atleti faranno da stimolo contro il disagio giovanile. È quello che penso anch'io, peccato che abbiano deciso di boicottarle, praticamente giocheranno e non ci sarà nessuno che li guarderà, solo perché sono disabili? C'è un paginone quest'oggi su Libero Milano, pagina 37, sarebbe il caso di leggerlo. Vado avanti, signori. Certo, sono in ritardissimo e mi scuso, ma avete visto la potenza oggi del quotidiano Libero e non si poteva assolutamente fare a meno di leggerlo, ed è il quotidiano del giorno. Vado sul Tempo, che parte questa mattina con l'accerchiamento. Mescolano guerra e referendum, usano Sanchez come alfiere del no, legge elettorale per i pieni poteri, il piano delle fake news contro la Meloni. Sì, è un momento complicato, è per quello che vi metto con circospezione questi argomenti sul tavolo. Non voglio confondervi le idee, voglio farvi pensare, poi ognuno di voi, se ha tempo, se ha voglia, approfondisce durante il giorno. Manovra sporca contro il governo e contro l'Italia, e con questa TV è difficile vincere, scrive Daniele Capezzone, parlando proprio di accerchiamento che si può rompere, sia chiaro. Qui siamo per natura ottimisti e partiamo dal presupposto che in una battaglia leale in campo aperto la sinistra in Italia sia di regola tendenzialmente minoritaria. Attenzione però, perché ci sono le corazzate dell'informazione che ti lavano il cervello. Vado avanti sul quotidiano Il Tempo, che riprende anche a pagina 2. L'accerchiamento. Mescolano la guerra con il referendum, Sanchez alfiere del no. L'utilizzo spregiudicato di fake news per colpire il governo Meloni. Eppure Pedro collabora con Trump e in Spagna le carriere sono separate. L'analisi di Vincenzo Sofo, vecchio amico anche della Lega, che salutiamo, perché Meloni fa bene a non gettarsi a capofitto sotto l'ombrello nucleare sovranista di Macron. Lo scudo francese finirebbe per fare solo gli interessi dell'Eliseo. Gran parte del budget UE per la difesa andrebbe nelle casse di Parigi e noi restiamo fuori dall'ombrello nucleare. Il ruggito di Meloni: non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Poi il piano per Cipro, l'intervista che ha fatto ieri a RTL facendo arrabbiare tutto il Parlamento. Giustizia e migrazione, eccola qua, anche qua a pagina 9 di Libero, scusa, del Tempo, oltre che sul Libero, il trucco della richiesta d'asilo per liberare pure gli stupratori. Decisioni surreali, scrive la Meloni. I magistrati romani fanno tornare altri clandestini dal CPR in Albania, tra loro un marocchino condannato per violenza sessuale di gruppo. Ma c'è l'espediente giuridico. La mancata convalida del trattenimento è motivata dalla richiesta di protezione che deve essere valutata in Italia e non si può mandarlo in Albania. Capitani di sventura, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, vai sulla nuova flotilla per Cuba. Dopo quella per Gaza, pronta la nuova spedizione diretta a Havana. L'obiettivo resta sempre lo stesso: forzeremo l'embargo degli Stati Uniti. Ilaria Salis, come non mai. A proposito di referendum, qualche esempio ce lo fornisce a pagina 10 il quotidiano Il Tempo. Vite massacrate. Parla
Antonio Lattanzi. Sono stato assolto dopo 10 anni di processi e 83 giorni dietro le sbarre. L'ex assessore di Martinsicuro, provincia di Teramo, in cella per sentenze copia e incolla dell'accusa. E poi c'è la storia di Giuseppe Gulotta. Ho trascorso 22 anni in carcere, poi scagionato completamente. Condannato per l'omicidio di 2 carabinieri del 2012, revisione del processo e assoluzione. C'è qualche motivo per votare sì al prossimo referendum sulla giustizia? E come? E allora, prima del cui Parlamento, signori, faccio una cosa che non ho mai fatto. Ve la rifaccio sentire. Sì, sì, sì. La canzone per votare sì al referendum del 22 e 23 marzo. Votiamo tutti insieme sì. Vai, vai. Per cambiare davvero. Poppa, poppa. Per un processo più giusto. Poppa, poppa. Un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara. Per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi. Due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero. Per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero. Per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. Qui Parlamento. Il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese che oggi ci apprestiamo a votare rappresenta un passaggio politico e strategico di grande rilievo per il futuro produttivo del nostro paese. Noi parliamo del cuore pulsante dell'economia italiana. Le micro e piccole imprese costituiscono la quasi totalità del nostro tessuto imprenditoriale, generano occupazione, producono valore aggiunto, presidiano i territori e custodiscono competenze che rendono il nostro paese unico al mondo. Difendere e rafforzare le piccole e medie imprese significa difendere l'identità produttiva italiana, la sua capacità di innovare, esportare e competere. Questo provvedimento interviene su nodi strutturali che da troppo tempo attendono risposte concrete. In primo luogo il tema della crescita dimensionale dell'aggregazione. Le nostre imprese hanno dimostrato anche nei momenti più difficili, dalla pandemia alla crisi energetica, una straordinaria capacità di resilienza. Tuttavia la frammentazione rimane un limite nella competizione globale. Favorire strumenti di rete, sostenere modelli consortili, promuovere forme di collaborazione stabile, significa aiutare le imprese a fare massa critica senza snaturarne la propria identità. Significa accompagnarle verso mercati più ampi con una struttura più solida. Alcune norme introdotte in prima lettura qui al Senato sulla filiera della moda, pur animate da intenti condivisibili, rischiavano di produrre effetti distorsivi. In particolare il sistema di certificazione della filiera, pensato per garantire la qualità del Made in Italy lungo tutta la catena produttiva, avrebbe potuto tradursi in un'attenuazione delle responsabilità dei grandi committenti lungo la catena dei subappalti. Questo non è un problema settoriale, ma un problema di credibilità nazionale. E in questo contesto che durante i lavori della Commissione alla Camera dei Deputati il Governo ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione,
e ha esercitato pienamente il proprio ruolo, anche il relatore attraverso il ruolo parlamentare, presentando un emendamento che ha stralciato le disposizioni, quale ad esempio quella sulla certificazione della filiera della moda, che potevano creare degli effetti distorsivi. Una scelta figlia di un proficuo ascolto delle categorie, di un dibattito serio e di un indirizzo politico chiaro, espresso poi anche con un ordine del giorno proprio del nostro gruppo della Lega e approvato nell'ambito della discussione del disegno di legge, proprio questo disegno di legge che stiamo discutendo oggi. Su questo argomento, che riguarda soprattutto la parte relativa alla moda, so che il governo ha preso atto della situazione. Saluto anche il sottosegretario Bergamotto e la ringrazio, e state costruendo dei provvedimenti ad hoc per dare sostegno corretto a questo settore che ne ha realmente bisogno, come è stato detto anche in precedenza. Altro punto centrale è l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese spesso scontrano una difficoltà strutturale nel reperire risorse finanziarie adeguate per investimenti, innovazione e soprattutto per internazionalizzazione. Gli interventi di riforma e semplificazione degli strumenti di garanzia e di finanza alternativa vanno nella direzione giusta, rafforzano la capacità di programmazione, liberano liquidità e rendono più efficiente il rapporto tra sistema produttivo e sistema bancario. È un segnale di fiducia verso chi investe e rischia ogni giorno. Importante anche il capitolo delle semplificazioni. La burocrazia eccessiva è da sempre uno dei principali ostacoli alla crescita delle piccole e medie imprese. Intervenire con misure proporzionate alla dimensione aziendale significa riconoscere che non si può applicare lo stesso carico amministrativo a una multinazionale e a una microimpresa familiare. La sicurezza sul lavoro rimane un principio inderogabile, ma va garantita con strumenti equilibrati e sostenibili, evitando aggravi inutili e sproporzionati. Il provvedimento approva anche temi nuovi e attuali, come la tutela delle imprese dalle false recensioni online, fenomeno che riesce ad alterare la concorrenza e danneggia migliaia di attività sane. In un'economia sempre più digitale, anche la reputazione è un fattore produttivo e va protetta con regole chiare. Un capitolo poi particolarmente significativo, quello relativo al ricambio generazionale. Mettere in connessione esperienze e nuove energie significa assicurare continuità a quello che noi continuiamo a definire il saper fare italiano, favorire la permanenza in azienda di competenze mature, affiancate dall'ingresso stabile di giovani lavoratori, rappresenta una scelta lungimirante. È così che riusciamo a trasmettere mestieri, cultura produttiva e soprattutto qualità. Rilevante anche l'intervento di aggiornamento della disciplina dell'artigianato, che attendevamo ormai con una revisione che si attendeva nel settore da decenni. L'artigianato italiano non è soltanto un comparto economico, è parte integrante del nostro patrimonio culturale e produttivo. Adeguarne la cornice normativa ai cambiamenti intervenuti negli ultimi 40 anni significa riconoscerne il valore e proiettarlo nel futuro. Particolare attenzione merita il tema del Made in Italy, che non può essere ridotto a un'etichetta commerciale. È la reputazione del paese nel mondo e la qualità dei processi rispetto alle regole, che tutela il lavoro e tutela le filiere. Le scelte operate nel corso dell'esame parlamentare, volte a evitare meccanismi che avrebbero potuto attenuare le responsabilità lungo le catene produttive, vanno nella direzione della coerenza e della serietà. Chi beneficia della forza di un marchio riconosciuto a livello globale deve assumersi pienamente la responsabilità di ciò che avviene lungo tutta la filiera produttiva. La qualità non riguarda soltanto il prodotto finale, ma le condizioni in cui viene realizzato. È un principio di equità, di credibilità e di rispetto. Difendere il Made in Italy significa garantire standard elevati, trasparenza e rispetto del lavoro. Nel complesso, questo disegno di legge rappresenta un intervento organico che tiene insieme semplificazione e competitività, accesso al credito, innovazione, tutela delle filiere e valorizzazione delle competenze. Per tutte queste ragioni il voto sarà convintamente favorevole del nostro gruppo
È un voto a sostegno delle imprese che ogni giorno aprono le serrande, investono, assumono, esportano e tengono vivo il tessuto economico e sociale del paese. È un voto a favore di chi crede nella capacità dell'Italia di competere, puntando su qualità, lavoro e grandissima responsabilità. Viva i nostri artigiani, grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. If you want to be my friend, don't be afraid and talk to me. Stand by me on darkest days. Always be clear with me. If you want to be my friend, you must help me as you can. If I don't ask you for anything, you already know what you need. And if one day you want me, I won't tell you anything, but you will know that my soul will not be near you. Quando lo ascolto mi viene il buon umore. Si chiama Roberto Formignani, a Ferrara è un'entità importante. If you want to be my friend, se vuoi essere mio amico, mi devi spedire un WhatsApp al 340-6709-659 con la foto del benzinaio vicino a casa tua per capire chi ci vuole fregare. Non lo dice Roberto Formignani, lui è chitarrista, cantante, autore, blues, figura centrale della scena musicale di Ferrara. Dall'album 202 uscito da pochissime settimane, questo pezzo è uno slow d'atmosfera, un pezzo blues profondo che riflette lo stile maturo dell'artista. Cercatelo sugli store digitali, è roba buona da ascoltare a casa per non addormentarvi mentre state facendo duramente le pulizie. Roberto Formignani, con il buongiorno rinnovato da Sammy Varina, che oggi vi ho fatto alzare bene. Siete in giro per ogni paese a fare le foto ai benzinari per vedere a quanto mettono la benzina e al gasolio e poi me le inviate a me che le inoltro alle Meloni o a Mr. Prezzi. Benzina sopra i 2 euro, il dossier aumenti di Mr. Prezzi, gli indizi portano ai petrolieri. Tra poco vi leggerò quello che scrive a pagina 13 il quotidiano Repubblica, cioè ci stanno aumentando la benzina e il gasolio, ma quello che ci vendono è quello che loro hanno pagato molto di meno, perché comprato 4, 5, 6 mesi fa. Ma c'è ancora qualcuno, signori miei, che vende l'olio nuovo al prezzo vecchio. C'è! E si chiama
Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, tu con l'ultima frase hai detto tutto, chiaramente non è che io sono un petroliere che quando tiro sulla carota dal giardino mi viene fuori il petrolio, però cerchiamo in qualche maniera di mantenere fede a quello che diciamo. Perché dico questa cosa? Apro un piccolo preambolo, dai, permettetemelo. Probabilmente se mi aumenteranno la benzina, a me sta aumentando, dovrò aumentare qualcosa anch'io. Oggi però non lo faccio. Oggi l'azienda Acerbis, oggi per correttezza, perché noi lo sai, l'ho detto tante volte, noi siamo presenti abbiamo il sito, siamo qua in diretta con te, abbiamo i social, abbiamo tutto quello che serve per essere un'azienda moderna e leader, ma vogliamo essere allo stesso tempo una bottega, ok? E la mia bottega, che c'è, ricordo per chi avesse ancora dei dubbi, il 3 di marzo di questo mese abbiamo fatto i 27 anni di azienda, più 15 del mio papà. Quindi non siamo degli improvvisati, siamo una bottega. Quindi il bottegaio stamattina alla Signora Maria gli dice: guarda, ascolta il tuo bel Alberto, bello una parola grossa, ascolta Alberto, se hai l'olio in casa le 6 bottiglie, prenotale per fine aprile, non è un problema, io ti mantengo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, non 75,050, di un olio estratto a freddo da olive italiane, certificate all'origine. Apro una piccola parentesi, perché adesso se uno prende ancora l'olio che viene dalla Tunisia non se ne accorge, mi devi perdonare Sammy, è un problema soltanto suo. 84 euro, quindi 14 euro al litro di un olio estratto a freddo, tutte le mattine imbottigliamo sulle sponde del lago di Garda. Non paghi il trasporto, fermo, ma siccome io sono in questi momenti, le aziende devono dimostrare di voler bene ai loro clienti, non quando va tutto bene. Io stamattina, prenotando l'olio anche per fine aprile, non mi interessa quello che succede. Con 10 euro in aggiunta alla vostra spesa, chi ha già ordinato può chiederlo, può farlo. Vi mando una bistecchiera del 28 in ghisa, totalmente fatta in Italia, una roba pazzesca, salamine, costine, è quello che vi Ma la voglio anch'io, ma ordino anch'io, Alberto. Ma guarda il manico retraino, se tu lo metti è una cosa fuori di te, tutta fatta in Italia con 10 euro, valore commerciale supera i 30 euro. Se volete fare questa cosa, è questo qua devono fare le aziende, in questi momenti dimostrare ai loro clienti, alle loro amiche, perché noi abbiamo un rapporto di cuore, di fegato e di regalie con voi, che noi ci siamo sempre vicino a voi. Se volete questa roba, 030 68 40 408. Viva la libertà, viva le donne e gli uomini liberi del mondo. Fine con parle, buona musica, buona trasmissione. Grazie Alberto Acerbis, vogliamo la bistecchiera, boom. Oh ragazzi, l'abbiamo fatto, mi ha fatto venire voglia di ordinare. 030 68 40 408, chiamate Alberto Acerbis e dite voglio la bistecchiera. Con il buongiorno rinnovato, sì, sono Sammy Varin, siamo in diretta nazionale su Radio Libertà, una rassegna stampa così penso che non l'abbiate mai ascoltata, e ringrazio coloro che mi guardano su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier ad esempio, e schiacciano il pulsante condividi e condividono tutto questo sulla propria pagina, ma soprattutto schiacciando condividi potete anche inviare questa rassegna stampa tramite WhatsApp a parenti o amici dicendo: "Uè, senti un po' questo, che roba diversa che ci fa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, ma ringrazio tutti gli amici che mi seguono anche la sera in replica o appunto che mi ascoltano negli orari più disparati durante il giorno, magari scaricando anche dal sito di Radio Libertà il podcast. Grazie a tutti voi che mi state scrivendo il prezzo della benzina e del gasolio. In molte zone siamo ormai vicinissimi ai 2 euro. Repubblica scrive: il contrattacco dell'Iran in prima pagina, pioggia di droni e missili, colpito anche l'Azerbaigian, affondata petroliera nel Golfo, stretto di Hormuz, area di guerra, Teheran, se Trump ci invade per lui sarà un disastro, Macron sente Meloni, anche una nave italiana
a difesa di Cipro. La frase di Crosetto, che sicuramente fa pensare. Crosetto ha detto: con i raid violato il diritto, Parlamento spaccato, ma ribadisco, disco riba, questo diritto ormai è un rovescio, è stato violato nei decenni, fin dai tempi di Napoleone, fin dall'unità d'Italia, viene spiegato quest'oggi su Libero, c'è da pensarci. All'interno del quotidiano La Repubblica, pagina 13, l'energia, dal governo alta ai rincari, più tasse per chi sta speculando. L'ARERA monitora anomalie nelle bollette. Oggi arriveranno i primi dati. Le aziende furbette rischiano più IRAP o un prelievo sugli extra profitti. Proprio questo che pensavo io di fare. Hanno avuto la mia stessa idea. Scendendo in taglio basso, benzina sopra i 2 euro, il dossier aumenti di Mister Prezzi, gli indizi portano ai petrolieri. Quindi non andate a minacciare il vostro benzinaio, non c'entra niente. Chiaro che se glielo fate notare, dice: oh, ma qui siamo a 2 euro ormai, e se siete in molti che cominciate a dire: perdonami, ti voglio bene benzinaio, ci vediamo da 20 anni, mi dai i punti, sono contento, ma io non ci vengo più a fare benzina a 2 euro, vado a quello che li mantiene ancora. Se siete in tanti che gli dite questa frase, probabilmente lui a fine giornata chiama i suoi responsabili e dice: oh, qui non viene più un cazzo di nessuno a far benzina sopra i 2 euro, che facciamo? Glielo facciamo capire in questo modo? E anche nel supermercato, se vedete degli aumenti strani, e non possono aumentare adesso perché stiamo vendendo ancora la roba accumulata, stoccata mesi fa, capisci? Le quotazioni a $85, scrive Repubblica, non dovrebbero già riflettersi alla pompa. Al Mimit la commissione di allerta rapida ha attivata la Guardia di Finanza. Non è che adesso minacciate il benzinaio dicendo: ti mando la Guardia di Finanza. Chiaro che se fate una foto al prezzo, mi dite dove si trova e me la inviate al 340-6709-659, io qualche numerino di telefono ce l'ho. Pagina 15 di Repubblica. Dubai, la nave da crociera diventa una gabbia dorata. Sospesi tra drink e paura. Il reportage di Anna Lombardi da Dubai su una di queste navi super lussuose con migliaia e migliaia di persone lì bloccate che fanno una vita da nababbi e però non sono proprio contentissimi. Giro di nuovo la pagina e ne ho anche per Rocco Siffredi. Presunti abusi nel porno, Siffredi querela le attrici dopo le denunce in TV. Rocco contro l'inchiesta delle Iene. L'avete vista? Mai violenze sul set. Gettano fango su di me. 16 indagati per diffamazione. Paginone contro Rocco Siffredi oggi sul quotidiano Repubblica. Passo anche alla Stampa, signori, che ormai non è più la sorella di Repubblica, quindi chissà cosa scriverà. Incubo Iran. 5.000 missili. Poi la frase della Meloni: non entriamo in guerra. Ma poi rientro a pagina 7 con Base Italia, le basi NATO e statunitensi in Italia, allarme rosso intorno agli scali USA, in aumento il traffico di droni e aerei cargo, in tutto il paese cresce l'allerta attentati terroristici. Piantedosi che dice pronti a scenari di rischio. Anche qui, in taglio basso, il riquadro: vola il costo di benzina e gasolio, il governo studia le contromisure. Il governo in allerta attiva le cautele previste dalla legge contro la speculazione sui prezzi innescata dalla crisi USA-Iran. Interventi ancora timidi per molti, anche perché, ad esempio, in appena una notte, alcuni marchi petroliferi hanno alzato il prezzo del gasolio di ben 10 centesimi. E questo, ricordano i consumatori, utilizzando scorte acquistate 4 mesi fa, pagate molto molto meno.
Giorgia Meloni minaccia di alzare le tasse su chi specula sulle bollette. Le fa eco il ministro Pichetto Fratin: stiamo attenti a tutti coloro che volessero utilizzare questo in modo fraudolento. La questione dovrebbe essere affrontata dal Consiglio dei Ministri martedì prossimo. Intanto al MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si annuncia oggi la riunione della Commissione di allerta prezzi, alla quale partecipano anche Guardia di Finanza e consumatori. ARERA invece ha attivato l'unità di vigilanza energetica per monitorare in tempo reale i prezzi all'ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità. L'antitrust, alla luce dei molti esposti già arrivati, potrebbe invece valutare la presenza di un cartello tra operatori dell'energia per tenere alti i prezzi. La benzina intanto supera quota 1,7 al litro in media nazionale la self-service e il gasolio vola sopra 1,8 euro da oltre 2 anni ai massimi, mentre in alcuni impianti autostradali si viaggia sopra addirittura i 2,5 euro. Chiaramente in autostrada, lo sapete, c'è un'altra situazione, loro devono pagare una pigione per il fatto di essere in autostrada. Insomma, benzina in autostrada la fate proprio per non rimanere a piedi. Altro articolo interessante, tristissimo, a pagina 15 del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico ci parla a proposito della guerra in Iran: quelle vittime senza volto. Iraniani, libanesi e altri caduti nei conflitti di cui non conosciamo i nomi. Così le guerre rivelano la loro infamia e continuano senza il peso della pietà. Potente articolo di Domenico Quirico a pagina 15 che parla non solo di Iran ma di tutte le guerre. A proposito di Iran, oggi alle 11:10 ritrasmetteremo, ce l'avete richiesta, la bellissima canzone che è uscita poche settimane fa e che parla proprio delle donne iraniane. Si chiama Mi chiamo Buia, la nuova canzone della cantautrice Isabella Biffi, un pezzo struggente che forse ci racconta il vero motivo per cui dobbiamo pensare che in Iran bisognava fare davvero qualcosa. Pagina 16 della Stampa, referendum dimenticato. La crisi in Iran toglie spazio alla campagna per il sì. Per la destra più difficile portare l'elettorato alle urne. Sai cosa vuol dire? Che vincerà il no, caro ascoltatore, perché non alzeremo il culo da quel divano, perché c'è il problema della benzina che costa sempre di più, c'è il problema degli alimentari, c'è il problema della guerra, c'è il problema, e ci dimentichiamo che c'è un referendum il 22-23 marzo che cerca di dare una regolata in senso buono a certi giudici e che bisogna votare sì a questo referendum per cambiare in meglio la giustizia. Referendum dimenticato. Le carriere, i 2 CSM, il sorteggio, non conta più nulla, già contava poco prima, ma prima o poi con la giustizia abbiamo a che fare. Non voglio neanche pensare se io dovessi averne a che fare quando vengono a conoscere chi sono, Sammy Varin. Basta, non voglio pensarci. Mi raccomando, stiamo pompando questa canzone per il sì al referendum. Richiedetemela al 3406709659, anche fuori orario, anche se mi seguite il pomeriggio o la sera. Abbiamo la regista Natalia che ci dà una mano e ve la invia direttamente sul vostro cellulare. Sono sempre sul quotidiano La Stampa. C'è Bersani che dice: se vince il no, parta l'alternativa però, altrimenti comincio a preoccuparmi. Mi piace Bersani che parla di alternativa se vince il no al referendum. L'ex leader del PD dice: la sinistra che vota sì? Cari compagni, se posso chiamarvi così, non è un dibattito d'accademia. Se vi piace Bersani, il racconto di Francesca Schianti oggi da Parma, una delle tante tournée che sta facendo il grande Bersani, è tutto quanto da leggere. Però è carino Bersani che dice: se vince il no, mi raccomando che parta l'alternativa, altrimenti comincio a preoccuparmi. Caro Bersani, succede qualcosa solo se vince il sì.
Infine, pagina 19, sempre sul quotidiano La Stampa, arriva il guru della tecnodestra. Il guru della tecnodestra sbarca a Roma, Peter Thiel, tra Trump e l'anticristo. Le conferenze del miliardario che ha inventato J.D. Vance, selezione a inviti, luogo ancora segreto e cellulari vietati, signori. Viene descritto da Ilario Lombardo questo personaggio che sta per sbarcare a Roma. Ne parla solo il quotidiano La Stampa a pagina 19. Mi perdonino chi ha già riempito le nostre linee telefoniche, che non l'ho detto alla fine di telefonare, però se c'è qualcuno che vuole entrare in onda chiami pure, ma devo ancora proseguire. Le aprirò proprio gli ultimi istanti perché sono indietrissimo oggi con le notizie. Ancora sulla Stampa ho notato anche questo articolo a pagina 20, parla del pasticcio dei monopattini. Già, perché la riforma del 2024, riforma Salvini del codice della strada, ha introdotto alcune prescrizioni per i monopattini. Soltanto l'obbligo del casco è già operativo, ma non date la colpa a Salvini. La stretta con targa e assicurazione doveva partire già a metà febbraio, ma la piattaforma ministeriale non è pronta e in strada regna l'incertezza. Più che regna l'incertezza, vi va ancora bene a voi, potete fare quello che volete, ma tra poco bisogna mettere assolutamente targa e assicurare il vostro monopattino. Uno scivolone razzista a Torino. Mi sto dilungando sulla Stampa, ma ho scoperto che ci sono belle segnalazioni un po' più leggere. Scivolone razzista, d'altronde siamo sulla Stampa, bisogna pur tenere una certa tradizione, anche se ha cambiato proprietario, spero che non si arrabbi. Scivolone razzista alla mostra, scrive Miriam Tomasone da Torino. Le statue ci proteggano dai migranti. Questa è la frase scritta sul catalogo dal padre del direttore di Palazzo Madama, che si difende: era solo ironia. Il sito archeologico a 2 passi dal Duomo, siamo a Torino, è spesso abitato dai senza fissa dimora. È per questo che ha scritto una frasettina. Critiche anche dal mondo universitario, richiami inquietanti ai modelli del fascismo. E praticamente parlando dell'inaugurazione di queste bellissime statue, si scrive: si spera che Giulio Cesare e Ottaviano Augusto vigilino per evitare un degrado che gli inevitabili movimenti di popoli mediterranei già romanizzati potrebbero causare alle vestigia ancora spettacolari della colonna augustea dei Taurini. Questa frase tutta elegante per dire che è pieno di ciabattanti che pisciano, cagano e ci saltano sopra. Tanto per... Dai, apro le linee 0292947222. Chi vuole parlare in diretta, irrori le nostre linee in attesa. State lì in attesa perché leggo la prima pagina del quotidiano La Verità. I giudici premiano persino il clandestino stupratore. L'ira della Meloni, francamente non li capisco. Marocchino colpevole di violenza di gruppo e spaccio fatto rientrare dall'Albania. Non può essere espulso perché ha presentato richiesta di protezione internazionale e ora lo riporteremo in Italia. A piede libero. 0292947222. Linee in questo momento libere. Mentre il PD strilla sulle basi, ma bombardava senza l'ok del Parlamento. Vi ricordate? D'Alema premier, Mattarella vice, il raid su Belgrado. Lì però finge di dimenticare questa cosa. Ipocrisia sinistra sul conflitto in Iran. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Un accenno alla cronaca viva sulla nostra pelle. Stamattina ho detto a mia moglie: vai a far benzina e poi fammi sapere quanto la paghi la benzina. Allora, qui a Mantova, dove va mia moglie, la benzina costa 1.718 con il benzinaio, quindi non self-service. Quindi siamo ancora abbastanza umani. È vero. Allora, una cosa che io consiglierei ai nostri politici, o comunque quando si fa un dibattito,
sarebbe da dire riguardo alla separazione delle carriere, che non è soltanto in Spagna, è in tutti i paesi europei. Quindi quando i nostri amici di sinistra ci dicono viva l'Europa, viva l'Europa, viva l'Europa, dobbiamo uniformarci all'Europa, noi dovremmo dire ok, allora c'è anche la separazione delle carriere in tutti gli altri paesi europei. E mi sembra che non lo dica nessuno questo. L'ultima cosa. Il nostro problema è che noi abbiamo un complesso di inferiorità verso la sinistra. Cioè purtroppo noi di destra o comunque di centrodestra, in un certo senso li temiamo e abbiamo timore ad esprimerci come dovremmo esprimerci. Finché faremo così non andremo molto lontano. Ciao Sammy, grazie. Vero, proprio per questo che abbiamo inventato una radio che si chiama Radio Libertà, ancora prima eravamo Radio RPL, Radio Padania Libera, proprio per questo che abbiamo inventato un sito internet che si chiama www.radiolibertà.net, dove trovate commenti che non potete leggere da altre parti, ve l'assicuro. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, cambiamo argomento come sempre della sottoscritta. Domenica per la festa della donna, dopo lei domani non c'è e allora dico oggi. Ecco. Dai. Allora, signor Sammy, basta considerarsi il sesso debole. Allora, la Lisetta vuole questo: conoscere qualcuno che abbia il coraggio di dirti la verità, di dirti quello che veramente sente nei tuoi confronti, è una cosa rara, signor Sammy, rarissima. E questo coraggio nella maggior parte degli uomini non ce l'hanno ogni volta che si trovano davanti a una donna. E così recitano, si esibiscono nell'arte del corteggiamento, dei complimenti fasulli. Dicono alla donna proprio quel che lei vuol sentirsi dire e ciò che è bella e intelligente. Ma la realtà, signor Sammy, non è così. La donna sarebbe bella e intelligente se si guardasse bene allo specchio. Invece si guarda allo specchio con degli occhiali che la fanno sembrare brutta e stupida. Tutta da rifare, perennemente inadeguata. Tutto questo ragionamento per dire che se ancora le donne, signor Sammy, si considerano il sesso debole, gli uomini possono continuare a far finta di essere il sesso forte. Tutto qua, la saluto, buona giornata e buona domenica. Buona domenica, buona festa della donna a tutti voi, veramente. Alle 11:10 questa mattina manderemo un pezzo bellissimo di Isabella Biffi, Mi chiamo Buia, per parlare di tutte le donne dell'Iran, ma anche qua in Italia, che troppo spesso devono soggiacere all'uomo o a qualcuno che non rispetta, ecco, in generale è il rispetto quello che ormai sta venendo a mancare. 0292947222, linee libere in questo momento, dai che ci regalano ancora qualche minuto mentre sono sulla verità. Meloni giura, lo giura, non interverremo sulle piattaforme USA, decide l'aula, ok? E Chigi non regge l'ombrello a Macron. Un po' volgare questa frase, però avete capito. Il premier ribadisce che la deterrenza nucleare deve restare un tema in ambito NATO. Tajani, l'Italia condivide solo le scelte europee. Rutte però elogia il leader d'Oltralpe. Fatto sta che noi non reggiamo l'ombrello a Macron, è chiaro? Mentre Schlein e Vannacci, ma guarda un po', è ancora vivo politicamente, finiscono a braccetto. PD, 5 Stelle, IV e AVS attaccano. Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento. Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid USA. Sulla stessa linea il generale Vannacci. Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato? E con questa domanda Sammy Varin qui si ferma, anche se la mia rassegna doveva andare avanti almeno fino alle 3 di notte, e ci risentiamo alle 11 con i vostri WhatsApp al 340 6709 659. A più tardi. Avete ascoltato